Dal confronto tra l'azienda di trasporto pubblico ATVO e Bus for Fun, azienda leader per il trasporto e i grandi eventi, è nata una soluzione che potrà essere utile alle aziende in fase di riapertura per il trasporto in sicurezza dei propri dipendenti. Tutte le aziende d'Italia in questo momento stanno lavorando al 50%. Quando riapriranno ci ritroveremo con il servizio del trasporto pubblico locale al 50% e invece il numero di utenza che cresce, rischiando di creare troppa promiscuità, troppo assembramento per le fermate normali del trasporto pubblico. Allora, partendo da questo presupposto, abbiamo capito che avevamo le peculiarità e le opportunità per poter tentare di fare qualcosa di importante e abbiamo fatto questo. Abbiamo messo a disposizione 200 mezzi del gruppo ATVO, sono 200 mezzi da noleggio, non sono mezzi del trasporto pubblico locale e questo è molto importante, con una piattaforma, quella di Bus for Fun, per dare la possibilità ai lavoratori di poter andare al lavoro in sicurezza. Fra le altre cose negli autobus dobbiamo rispettare delle regole ben precise, mascherina, guanti, ma non è quello il problema è il numero di persone che possono salire negli autobus. Con le ordinanze che ci sono siamo più o meno al 50%, voi capite che diventa difficoltoso. Anche noi rispetteremo il 50%, però sarà un servizio puntuale che garantirà al lavoratore di poter andare a lavorare e recarsi nel posto di lavoro negli orari previsti dal suo contratto e previsti per la sua azienda. L'idea nasce dal utilizzare un qualcosa che c'è già, quindi la piattaforma busforfun.com per la prenotazione dei sedili. E noi lavoravamo prevalentemente sugli eventi, sui grandi eventi, e grandi eventi in questo momento non ce ne sono e quindi abbiamo pensato di rimodulare l'offerta sul contingentamento delle persone a bordo dei mezzi. E abbiamo lavorato durante i giorni di Pasqua per preparare un test e vedere di poter offrire alle aziende e alle persone del territorio e non solo la possibilità di prenotare il sedile di un autobus ed arrivare sul posto di lavoro o a scuola in maniera contingentata, sicura, controllata e quindi la piattaforma è andata online e siamo pronti per le aziende che possono essere interessate. Le limitazioni che abbiamo noi le hanno anche le ferrovie. E quindi ci ritroveremo con, il numero di pendolari però non è limitato. Le persone che si muovevano prima in treno o in autobus per andare a lavorare, non è che domani mattina stiano a casa perché sono limitati i posti in treno piuttosto che in autobus. L'alternativa qual è? Che vadano con la propria automobile. È questo il caso? Non credo. Quindi questa cosa andrebbe a sopperire anche eventuali, giustamente per la limitazione che hanno, eventuali pendolari che non possono in questo momento salire nel treno perché anche il treno ha le nostre stesse limitazioni. Lavorando tutti assieme riusciremo, secondo me, a non avere un impatto molto negativo nei confronti dell'utente, che alla fine è quello che a noi interessa, che l'utente abbia il servizio dovuto nonostante il momento assolutamente di emergenza che stiamo vivendo. Una soluzione è quella nata dalle due aziende che può poi trovare declinazione anche in altre tipologie di utenti, non solo lavoratori. Poi il sito, con tutta la tecnologia che c'è dietro, potrà essere sviluppato e adeguato alle scuole, adeguato ad altre esigenze per spostarsi verso gli ospedali, per spostarsi verso le università, per spostarsi verso le scuole. Siamo pronti ad affrontare questa sfida. Credo che la strada che stiamo facendo per le industrie e non solo per le industrie possa essere in qualche modo anche adattata, sapendo già che la prossima estate non sarà un'estate come tutte le altre. Anche in questo caso noi dobbiamo garantire al passeggero turista la sicurezza del viaggio, dobbiamo assolutamente garantirgliela. Il turista che va a Bibbione, che vuole andare a Venezia, se lo dice alla hall dell'albergo, automaticamente l'albergatore fissa il suo posto e noi sappiamo che quel mezzo partirà con quel turista a quell'ora e siamo in grado di garantire a quel turista e agli altri 24 che viaggeranno con lui la tranquillità, senza rischiare di lasciare nessuno a terra. Perché se non c'è posto nell'autobus, adesso invento chiaramente l'orario delle 9 del mattino, ci sarà sicuramente posto per quello delle 9:30.